Buongiorno. Allora, in attesa, diciamo, in questo breve periodo che stavamo aspettando tutti voi, l'ingegner Cristiano Cusin, che da oggi prenderà il comando come comandante reggente, perché qui è, come sapete, il comando di Treviso ha un comandante che è un primo dirigente, mentre l'ingegner Cristiano Cusin è un dirigente superiore che è alla direzione interregionale per il Veneto e Trentino Alto Adige. L'ingegner Cristiano Cusin ormai da qualche anno ricopre, lui è stato anche comandante di Padova prima di andare alla direzione interregionale, comando di Padova e anche sede di dirigenza superiore. Quindi a lui gli è stato affidato questo incarico di comandante reggente in attesa della nomina del nuovo comandante. Presumibilmente, come dicevamo poc'anzi, questo arriverà perché a breve, verso luglio, ci dovrebbe essere lo scrutinio per i primi dirigenti, poi ci sarà il corso, dopodiché faranno una mobilità complessiva con l'assegnazione anche per i nuovi dirigenti e in quell'occasione verrà affidato l'incarico di comandante, non sappiamo a chi, se è un nuovo dirigente o un dirigente, diciamo, che già opera sul territorio nazionale. Quindi è chiaro, come diceva anche l'ingegner Cristiano Cusin, lui ha un periodo limitato, perché saranno, diciamo, che ne so, 6-7 mesi, quello che è. Voi già sapete, io già l'ho detto più volte, qui, come ho detto anche ai ragazzi, lascio una macchina che ormai va, una macchina collaudata. E il comando di Treviso, vi devo dire che a malincuore lo lascio, ma semplicemente perché abbiamo un ottimo rapporto tra il comando e il cittadino. Perché l'obiettivo fondamentale di un comando è dare un servizio sempre più efficace ed efficiente al cittadino. Quindi tutte le attività che noi abbiamo cercato di mettere in essere all'interno di questo comando sono finalizzate a dare un servizio migliore al cittadino. E in questo senso noi abbiamo, con la stampa c'è un ottimo rapporto, abbiamo Francesco Cicirello che sostanzialmente ha preso, per quanto riguarda il comando di Treviso, ha preso l'attività che fino a qualche giorno fa veniva svolta da Turria, no? Voi sapete che la comunicazione a livello regionale era affidata a Turria e quindi noi anche come comando di Treviso ci affidavamo a Salvatore. Da qualche giorno la comunicazione, in attesa ovviamente della nomina da parte della direzione di un responsabile regionale della comunicazione, la sta curando Francesco Cicirello. Prima abbiamo detto che le soddisfazioni sono tante avute qui al comando di Treviso, oltre all'attestazione di stima che ho avuto in questi giorni sia da parte vostra sia da parte anche delle istituzioni, a iniziare dal prefetto, al comandante dei carabinieri, dal comandante della Guardia di Finanza, per finire al procuratore. Quindi veramente l'auspicio è di continuare a lavorare con la massima sinergia con tutte le istituzioni, perché lavorando con la massima sinergia con le altre istituzioni si può dare un servizio sempre più efficace al cittadino. Perché io più volte vi ho detto che il cittadino non guarda la divisa. Il cittadino, quando ha un problema, chiede la risoluzione del problema. Tant'è che noi qui abbiamo la Sala Unificata di Protezione Civile all'interno del comando. Abbiamo la fortuna di avere un prefetto che a seguito di emergenze, lui immediatamente non solo istituisce la Sala Unificata di Protezione Civile,
ma per le emergenze più complesse viene qui e presidia nei primi momenti la sala emergenza. Poi è chiaro che affida tutto al comandante dei Vigili del Fuoco, come giusto che sia. Ma è chiaro che nel momento in cui arriva il prefetto, per forza di cose, all'interno di questo tavolo ci devono essere, e ci sono sempre stati, il comandante dei Carabinieri, il questore, il comandante della Guardia di Finanza, quindi tutti gli attori che compongono questo tavolo. E quindi, come sapete, perché ve l'ho detto più volte, siamo addirittura d'arrivo per poter pubblicare il bando di gara per la nuova sede, qui ampliamento della sede centrale, quindi il polo didattico regionale. Deve essere a giorni, va firmata, abbiamo mandato, o meglio la provincia che è stazione appaltante ha mandato una nota alla direzione centrale e siamo in attesa della risposta. Per quanto riguarda, sapete che abbiamo lavorato tanto per il distaccamento di Oderzo e a novembre, come ho detto prima all'ingegner Cusin, novembre del 2024 ci è stato consegnato il nuovo terreno che è sulla zona ex Parco Stella, in sostituzione della porzione di caserma, ex caserma Zanus, che sia per l'allocazione, soprattutto per la viabilità che c'era, non era assolutamente idonea per la realizzazione di una sede dei Vigili del Fuoco. Io lascerei la parola a te. Buongiorno, sono Cristiano Cusin, sono dirigente dell'ufficio soccorso pubblico della direzione interregionale per il Veneto e il Trentino Alto Adige, quindi lavoro a Padova. La mia storia precedente, sono di Rovigo, sono un polesano. Sono venuto poche volte a Treviso, molto di più a Padova, e come dico ai padovani, perché sono nato in provincia di Padova, però dopo ho sempre abitato a Rovigo, allora per far arrabbiare i padovani dico sono ritornato a Padova solamente per andare all'università, per andare al Santo Padova e per vedere il Rebbi Rovigo vincere contro il Petrarca Padova. A Treviso era successo un po' meno volte negli ultimi tempi, adesso siete da un'altra parte a giocare a rugby e questo ci dispiace perché si poteva qualche volta anche battervi. Bene, precedentemente ho girato un po' per l'Italia, quindi comandante di Padova, direzione toscana, comandante di Rovigo, di Cremona, Mantova, Ferrara, poi a Roma per l'area rischio biologico-chimico come dirigente, e poi ho fatto vicecomandante a Venezia e a Rovigo. Questa è un po' la mia carriera iniziata nel 90, quindi 35 anni fa. Conosco abbastanza le problematiche del comando di Treviso, perché lavorando in direzione che si ha una funzione un po' di coordinamento dei vari comandi, quindi si sanno un po' le problematiche. Che senso più che obiettivi, che senso do a questo periodo che farò reggente? Quello di garantire che questa macchina che funzioni bene continui a funzionare. Quindi a volte mi chiedono, ma se tutto funziona che senso ha il comandante? Dovrebbe essere così, la macchina dovrebbe funzionare automaticamente, soprattutto grazie anche al vicecomandante che è l'ingegner Massimo Fratti, io direi Massimo, che è stato con me a Ferrara in un periodo intenso dove c'era il terremoto, quindi su cui ha la mia fiducia, e il comando andrà avanti e io interverrò quando ci saranno determinate problematiche e tutto. Spero quindi non di comandare
ma di dare dei buoni consigli. Questo è il mio approccio che vorrei dare. Non ho altro da aggiungere, grazie. Io andrò in Emilia-Romagna e andrò a ricoprire lo stesso ruolo che ha l'ingegner Cusin in direzione regionale del Veneto, cioè sono il responsabile del soccorso. Io sono entrato dentro nel 90, invece Beppe è entrato nel 95. 94. Sei arrivato in Veneto nel 95. Yes. Io sono arrivato in Veneto nel 91. E lui era funzionario di Treviso, io ero vicecomandante di Padova, dopo sono diventato vicecomandante di Venezia. Ci conoscevamo, ma non avevamo mai lavorato assieme. Abbiamo lavorato assieme a Pizzoli, dove io, quindi durante il terremoto dell'Aquila, in cui io ero comandante del campo base e lui era il mio vicecomandante, no? E allora il senso è quello che dicevo: ti farò fare carriera. Tanto a quel tempo non ero neanche dirigente io, quindi già il problema era come fare carriera io. Però quello era. E adesso sono contento che è diventato dirigente superiore. Vedete, a fare i vicecomandante da me paga. Guardate che quella Paga, in effetti tutti i miei vicecomandanti precedenti, eccetto 2, ma hanno fatto tutti carriera di diventare dirigente, fra cui anche l'ultimo che era a Modena, che era Melotti, che è diventato dirigente. Quindi il mio anche scopo, potrei dire, è fare diventare dirigente Massimo Fratti. Bene. Quando l'ho detto, qualcuno mi ha detto è una mission impossible. Ma no, mettere limiti alla provvidenza. Io sono convinto che l'ingegner Fratti a breve, cioè nel giro di un annetto, ha tutte le carte in regola per diventare dirigente. E come diceva Cristiano, lui lo ha avuto a Ferrari. Io vi posso dire che in questo periodo, quasi 2 anni, no? E abbiamo lavorato assieme e ultimamente lui ha fatto il vicecomandante, è una persona equilibrata, una persona su cui uno si può fidare ciecamente, è una persona che quando deve prendere delle decisioni un po' particolari si rapporta ed è sempre, diciamo, quella persona che, come dicevo prima, guarda l'efficacia del provvedimento, ma soprattutto l'efficacia all'esterno, cioè al cittadino, perché su questo abbiamo veramente una condivisione di intenti. Voi sapete che quando sono arrivato qui a Treviso ho detto che voglio un comando per la gente in mezzo alla gente. Da lì abbiamo iniziato a festeggiare la nostra Santa Barbara al Duomo di Treviso, perché non era corretto, secondo me, festeggiare la nostra Santa Patrona all'interno di questa sede come spesso accadeva, perché era giusto stare in mezzo alla gente, soprattutto nel giorno della nostra festa. Questo episodio che ha raccontato Cristiano è un episodio molto, molto particolare, perché voi dovete sapere che eravamo vicini a Pasqua e in quell'occasione io proprio tutto sapevo tranne andare sugli sci, e il buon Silvano Barberi ci portò in montagna a sciare. Io proprio non sapevo stare proprio nemmeno all'impiedi sugli sci. Prendo un maestro di sci e questo qua si arrabbiava perché voleva la postura, e io dicevo: ma se io non riesco a stare all'impiedi su questi sci, come faccio? Da qui, per farla breve, sono caduto e mi sono rotto questo dito. Dopo 5 giorni l'allora Alfio Pini, direttore interregionale del Veneto, ha mandato Cristiano a fare il comandante del campo base
e poi ci chiama qui a Treviso al comandante e ha chiesto il vicecomandante. Io pur di andare lì sono andato all'ospedale di Monastero, mi hanno fatto per 2 giorni un po' di terapia veloce, mi hanno tolto quel gesso che c'avevo e di notte, non so se ti ricordi, mettevo il tutore alla mano perché avevo studiato. Quindi è stata un'esperienza veramente molto bella che mi ha permesso dopo mi sembra la 3ª volta, di andare a fare anch'io il comandante del campo base di Pienza. Quindi è stato veramente questo un episodio molto, molto bello e molto riconoscente soprattutto a Cristiano Cusini. In Veneto abbiamo 4 comandi che sono circa simili, anche per numero di abitanti, che sono Verona, Vicenza, Treviso e Padova. Comandi con una buonissima economia, anche con del turismo, soprattutto nella zona del veronese, adesso anche in parte nel padovano, e quindi con un territorio che è fortemente antropizzato, con alcuni punti ancora della parte delle colline o delle montagne come a Vicenza e a Verona, in misura molto minore dei Colli Ugani. Quello che ci siamo accorti è che negli ultimi anni sono notevolmente aumentati gli interventi nostri per danni dovuti a eventi meteo. 35 anni fa, quando cadevano 70 mm di acqua nelle 24 ore, veniva considerato un evento che andavano in crisi gli impianti delle bonifiche, eccetera. Adesso siamo arrivati a punte di 400 mm in un'ora. Quindi ci sono questi eventi che sono frequenti, a cui dobbiamo dare una risposta. È estate, andiamo incontro a 2 problematiche, o alla siccità, e in mezzo alla siccità questi eventi violenti, quelli che una volta si chiamavano i temporali estivi, adesso hanno queste grossa piovosità, venti, qualche trombe d'aria. Questo è un po' quello che ci si prevede adesso nel prossimo tempo. Il problema degli incendi di bosco, di vegetazione, cioè proprio di bosco, il nostro periodo peggiore in Veneto per i boschi dovrebbe essere il periodo di febbraio-marzo, quando piove poco e c'è la siccità. Nel 2020, non mi ricordo più, 21 mi pare, o 22, c'è stata una grossa siccità, non ha piovuto per quasi da marzo ad ottobre, e lì abbiamo visto che ci sono stati un picco di incendi. Questo è un po' le criticità. Quello che invece, pur essendo fortemente antropizzato e tutto, ci sono anche eventi di incendi in attività, però l'attività di prevenzione non abbiamo visto che ci siano punte e problematiche particolari. Bene, grazie a tutti. Bene. E quindi io farei un applauso all'ingegner Cristiano Cusini. Un applauso a voi. Adesso faccio io l'applauso a voi, che però è un auspicio che ve lo rifaccia a fine mandato.